Salve a tutti! Dopo l'evento che si è tenuto in data 25 giugno 2021 all'interno della nostra casa campidanese La Iazzeni, denominato Scintille del Novecento, mi sembrava doveroso effettuare questo video per poter ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, ma anche e soprattutto tutte le persone che attraverso la nostra diretta Facebook hanno potuto fare un tuffo nel passato. Un ringraziamento va agli sponsor, la FP Digital Design che si è occupata di tutte le grafiche, l'Enoteca delle Cantine Paulis per l'ottimo e lo squisito moscato che ogni volta ci forniscono e alla Teatroteca La Porta Illuminata. Consentitemi un ringraziamento speciale ai miei splendidi genitori Ottavio Lai e Silvana Azzori, il mio braccio destro, la mia inseparabile compagna Francesca Distinto, ma un plauso va anche alla dottoressa Alessandra Sorcinelli e a tutto il suo gruppo, che è stato insuperabile. Permettetemi un ringraziamento particolare nei confronti di Don Sergio Manunza, parroco della Chiesa del Santissimo Redentore di Monserrato, il quale, prendendo parte alla manifestazione, ha poi benedetto la casa e tutti i presenti e ha lietato i nostri cuori con un pensiero di buon auspicio. Ringrazio inoltre le cariche istituzionali che hanno preso parte alla manifestazione. Per il comune di Monserrato ringrazio la consigliera Caterina Argiolas. Per il comune di Selargius ringrazio il presidente del consiglio, Riccardo Paschina. Per il comune di Dolianova ringrazio il sindaco, Ivan Piras. Mentre, in rappresentanza dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, ringrazio la dottoressa Gabriella Mameli. E per quanto riguarda l'assessorato regionale allo sport, cultura e spettacolo, ringrazio il dottor Franco Ghiani. Un altro ringraziamento va poi agli amici che hanno presenziato. Ringrazio l'amico Mariano Marras, presidente dell'associazione Capoterra 2000. Ringrazio Aliosca Alessandro Mancoso, titolare di Ricette di Sardegna. Ringrazio l'amico Paolo Trudu del Circolo Sant'Ambrogio di Monserrato. Inoltre ringrazio l'immancabile Leonello Menoni, il dottor Carlo Mura e gli ingegneri Andrea e Antonio Sarigu. Dopo un anno e mezzo di chiusura forzata causata da questo maledetto virus, per noi proprietari della casa campidanese La Iazzeni è stato un onore poter riaprire le porte al pubblico in occasione della manifestazione denominata Scintille del Novecento. Vi ricordo che attualmente la casa è visitabile previo appuntamento. Vi ricordo inoltre di seguirci nei nostri canali social, ci trovate su Facebook e su Instagram con il nome di Casa Campidanese La Iazzeni. Nella descrizione troverete il link della diretta streaming dell'evento del 25 giugno, mentre di seguito troverete i momenti più belli della manifestazione. Noi abbiamo coniato un motto. Questo motto recita: esiste un luogo in cui il tempo si è fermato. Questo luogo è la Casa Campidanese La Iazzeni. Vi aspettiamo per fare un tuffo nel passato. Vi ringrazio ancora, a nome della proprietà. Un caro saluto dalla Casa Campidanese La Iazzeni.